direttore della Caritas diocesana di Cagliari. Ma Don Marco, i problemi legati alla cosiddetta mensa della Caritas, tutte queste persone, il fabbisogno di cibo, è così allarmante? Certamente viviamo un momento assai difficile. Sicuramente il sistema economico è davvero in crisi, per cui tante persone si sono ritrovate ad affrontare i bisogni primari, anche quello dell'alimentazione. Alcune persone, noi siamo stati alla Caritas, adesso glielo diciamo, addirittura con una camera nascosta. Siamo in registration. Va. Allora, Perché cerca. Stavamo parlando con lui un pochettino di tutta la situazione generale e che ci ha messo da parte Gli stavo facendo vedere. 3 situazioni. Secondo giro dei pasti, diciamo, hanno fatto. perché dicevano, guarda, la qualità del cibo è terribile. Allora noi siamo entrati, abbiamo mangiato, la qualità del cibo, lo smentiamo subito, non era assolutamente terribile, anzi era accettabile. Certo, mancava, lo diciamo in modo giornalistico e un po' enfatico, l'aragosta. Ma è ovvio che chi si reca alla Caritas, alla mensa della Caritas, non può pretendere il vino di qualità, l'acqua di ultra qualità. No, io sono convinto che un pizzico di controllo sia sempre importante e stimolante, per cui benvengono i giornalisti che vengono ogni tanto a mangiare alla mensa. Per quanto riguarda le mense, Caritas e le altre mense cittadine, sicuramente abbiamo vissuto un momento di difficoltà di approvvigionamento anche di quegli alimenti così fondamentali per offrire un pasto, come la pasta, come sicuramente anche pomodori pelati o quant'altro. Grande difficoltà anche nell'assistere le famiglie. È probabile che questa difficoltà sia derivata pure dalla chiusura temporanea dei rubinetti da parte della Unione Europea. Di fatto soltanto nell'ultima settimana abbiamo avuto i primi carichi di beni alimentari provenienti appunto attraverso l'AGEA e in questa fase quindi l'SOS, come riuscire a garantire un pasto caldo, come sostenere le famiglie. Le aziende penso proprio debbano mettersi ancora di più in gioco. Devo anche dire che tante aziende durante l'anno, soprattutto in tempi di crisi come questi, sono state a noi molto vicine, quelle dell'ortofrutta, ma non solo, penso anche ad alcune aziende importanti come Cellino, ma anche come la Casa del Grano, ma anche altre aziende che ci sono state vicine in tempi di difficoltà, come può essere stato questo 2013. Questo anche per avvicinarsi proprio alla dimensione povertà. E anche, perché no, magari andare a recuperare qualche criticità per poter stimolare anche migliorare le nostre condizioni. Di sicuro abbiamo sempre tenuto importante avere almeno un cuoco di professione. In questo momento abbiamo 2 cuochi di professione. Tutto questo proprio per garantire la bontà della cucina. Certo, spesso è una cucina che è fatta di tanta sobrietà, soprattutto quest'anno in tempi di criticità alimentare, e quindi ci siamo dovuti un po' arrangiare. Detto questo, cerchiamo di fare sempre il massimo, perché anche noi stessi qualche volta mangiamo lì. Ciao. Così parlate anche con Gavino. Con Gavino sì, Gavino è lo conosciamo. Del resto anche il nostro vescovo ci fa la sorpresa, vuole andare a verificare, per cui senza dire niente a nessuno vai e vede. Ed è giusto che ci sia questa forma anche di controllo, che è una sfida quotidiana, una sfida che riguarda il direttore della Caritas, che deve in primis controllare, una sfida però che riguarda tutti i cittadini, perché poi alla fine la mensa Caritas vuol dire che è la mensa della comunità. Senta, generalmente nei momenti conviviali, quando si sta a tavola,
insomma c'è un interscambio di opinioni, di idee e lì a tavola con alcune persone ci siamo resi conto che qualcuno diceva accogliamo anche gli extracomunitari, ragazzi, virgolettiamo anche questo, poveri, che dicevano noi stiamo accogliendo molti extracomunitari, però dicevano se non c'è pranzo per noi, e lo dicevano, non lo diciamo in modo razzistico, ma se non c'è da mangiare per noi cagliaritani, come possiamo aiutare tutti? Molto bella questa affermazione, conferma che alla fine i cagliaritani sono davvero un popolo e cittadini accoglienti, non esiste la xenofobia che parte dal basso, qualche volta è stimolata dall'alto in maniera strumentale e becera, magari per motivazioni di tipo più o meno politichese, eccetera. A chi serve a Cagliari? La mensa serve il 65-70% italiani, residenti. È un problema serio, che richiede politiche e risposte politiche importanti. Questa è già una risposta anche politica alla mensa, perché poi siamo nel centro di solidarietà comunale. Ma anche negli altri centri, quindi anche se noi dobbiamo fare un paragone tra il numero delle domande che arrivano ai centri di ascolto da parte degli italiani e quelli che arrivano da parte dei cittadini stranieri presenti a Cagliari o nell'Interland, abbiamo sempre la risposta segue sempre lo stesso indice di risposta. Le risposte per sostegno all'alloggio abbiamo sempre la stessa percentuale, risposte per quanto riguarda problematiche sanitarie abbiamo sempre la stessa percentuale del 65-70 per gli italiani, 30-35 per gli stranieri. Le risposte per l'Enel, la risposta per sostegno al lavoro, abbiamo sempre lo stesso indicatore. Cagliari purtroppo, la Sardegna, si caratterizza in controtendenza con le altre regioni del centro-nord, spesso anche del sud, è sempre in controtendenza perché chi si rivolge ai centri Caritas, di cui adesso noi stiamo parlando, sono sempre in maggioranza gente locale. Senta, come possono le persone contattare i volontari della Caritas per portare dei beni di prima necessità? Di sicuro è sufficiente rivolgersi al centro di Viale Sant'Ignazio, è sufficiente rivolgersi al centro di Via Po nei giorni in cui è aperto, anche Via Po adesso chiuderà ad agosto. Noi non mettiamo da parte percentuali di gestione, noi abbiamo una gestione autonoma, tutto ciò che entra, qualsiasi offerta entra, sia sul livello diocesano che sul livello regionale, ma anche sul livello nazionale, tutto rimane solo e solo per, al contrario di associazioni di grossi nomi che poi, soprattutto sul livello internazionale, una buona parte, ma anche sul livello locale, spesso le offerte servono per tenere in piedi la struttura. Da noi è garantito che tutto ciò che entra in Cagliari diocesana di Cagliari tutto ritorna ai poveri. Grazie, augurone anche a lei per questa sua attività e soprattutto per quel che fate per tanti poveri. Grazie a voi e contiamo molto anche sul sostegno proprio dei media, perché poi alla fine dobbiamo davvero far crescere la corresponsabilità sociale, quella solidarietà che ci appartiene al DNA della nostra città, e guai se perdiamo questa dimensione. Grazie a voi. Continuate a seguirci.